Eder. Mac. Pallister. Sarebbe opportuno tentare di fare chiarezza sulle biciclette, o perlomeno evitare di confondere ancor di più le acque, alquanto intorpidite dalle reticenze, contraddizioni e bugie di Sebastiano. Secondo una sua recente versione, le bici erano rimaste in auto la sera del fatidico 13 dicembre. Laddove questo novello Pulcinella asserisce che i dissapori con Liliana quel dopo cena insistevano sul dare o meno un passaggio a casa agli amici stringendoli nell'utilitaria di Liliana. Cosa impossibile con una Fiat Cubo. In precedenza Sebastiano aveva affermato di aver preso la bici in laboratorio dopo l'estenuante lavoro con i coltelli, e di averla ivi riposta nel pomeriggio dopo l'escursione in carso con la GoPro. Parimenti utile è verificare che i due coniugi si fossero portati dietro le bici anche andando in sauna quello stesso 13 dicembre, essendo certo che le avessero usate la domenica 12 a grado. Da notare che, proprio per quella gita, le batterie dei due velocipedi necessitavano di essere ricaricate. E questo giustificherebbe il minimo consumo elettrico nel laboratorio la mattina del fatale 14 dicembre 2021. È suggestivo ricordare che il caso Stasi fu risolto con accertamenti sulla sua bicicletta e che il nostro replicante se ne è disfatto prima del ritrovamento del cadavere della moglie, donandola. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.